Il fiume Livenza per Motta è vita perché fa parte della nostra cultura, della nostra società e della nostra economia, quindi una grande attenzione da parte delle aziende e delle attività anche agricole nell'uso consapevole dei propri prodotti. Dopo Adige, Brenta e Po per il sesto anno consecutivo, Operazione Fiumi di Legambiente si occupa di mappare la salute dei corsi d'acqua veneti e sotto la lente di ingrandimento arriva il Livenza e per la prima volta anche il Monticano. Per tutto il mese di maggio i volontari hanno effettuato una serie di campionamenti alla ricerca di Escherichia coli, batteri fecali, glissofate e PFAS nelle acque dolci della regione grazie alla preziosa collaborazione di ARPAV che ha fornito le analisi. Il fiume risulta in buono stato di salute per quanto riguarda i batteri fecali, mentre permangono criticità sul fronte del PFOS lineare. Positiva la depurazione, un po' più critico invece l'aspetto legato all'inquinamento chimico. Infatti sono stati riscontrati dei livelli di superamento di PFOS lineare e di pesticidi, in particolare glifosate ed AMPA. Per quanto riguarda il PFOS, appartenente alla famiglia dei PFAS proveniente da fuori regione, la proposta è quella di un contratto di fiume del Basso Livenza per affrontare in sinergia tra enti e regioni coinvolte ogni criticità. Per quanto riguarda l'inquinamento da PFAS, lo abbiamo ricordato più volte anche oggi, è necessario un impegno anche da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per ricercare le cause di questo inquinamento puntuale. Intanto con la stagione estiva alle porte si guarda al fiume Livenza anche da un altro punto di vista. La stagione estiva fortunatamente a livello di precipitazioni ci sta graziando, quindi non abbiamo grande richiesta dal punto di vista irriguo, tuttavia vediamo già dei cali sulle portate e un inizio di fenomeno di intrusione salina che arriva almeno fino alla salute di Livenza circa.